Assessore Zilli oggi ha presentato ai comuni e a tutte le parti interessate quindi il piano di utilizzo del demanio diportistico statale, che è sostanzialmente l'inizio di una ricognizione che poi porterà alla presentazione del piano vero e proprio. Oggi abbiamo iniziato un percorso importante con le amministrazioni locali e gli altri soggetti interessati a questo piano. È un'occasione di confronto molto utile perché le osservazioni che gli enti locali, le capitanerie di porto, Promoturismo e FVG possono offrirci per la stesura del piano definitivo sono materiale utile perché arrivano proprio dai soggetti che vivono quotidianamente la situazione del diporto nautico, da coloro i quali invece hanno a che fare con le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni sportive. La Giunta regionale intende rivedere quindi tutto il sistema garantendo due obiettivi: omogeneità delle aree e soprattutto sburocratizzazione. Questi sono due elementi che ci muovono nella raccolta delle informazioni. Il primo passaggio è stato molto utile nel confronto, seguiranno altri incontri con i soggetti privati che sono interessati da queste concessioni per poi riuscire a chiudere con un incontro conclusivo il materiale raccolto e predisporre l'atto che sarà votato dalla Giunta.